Eccoci con mister Bottega, un 3-1 forse un po' pesante per voi che a un certo punto credevate nella rimonta, una domenica sfortunata ma anche un Portogruaro pimpante che forse ha condotto più il pallino del gioco. Sapevamo della qualità del Portogruaro, soprattutto davanti. Io posso solo dire che la mia squadra si è comportata bene, giocando anche un buon calcio, propositivo, contrastando sempre le qualità conosciute del Portogruaro. Credo che dal punto di vista del palleggio del gioco non siamo stati assolutamente inferiori, anzi sicuramente la qualità del Portogruaro davanti ha fatto la differenza, questo sì. Voi che ambizioni avete per questo campionato? Cosa vi siete proposti come traguardo? Ma noi vogliamo raggiungere la quota salvezza quanto prima e poi tutto quello che viene in più per noi è tutto in più. È chiaro che questo è un momento in cui anche dobbiamo recuperare un po' di giocatori, perché anche oggi avevamo diverse assenze. Ha già esordito domenica scorsa col Porto Monsuè anche un 97 in mezzo al campo, Coiro, che tra l'altro si è vestito molto bene, ha esordito un altro 96 Granzotto che si è allenato con noi solo questa settimana, per cui per noi recuperare tutti i tanti infortunati per poi fare un campionato secondo le nostre aspettative. Sì, si dice sempre che le prime partite fanno un po' testo a parte, insomma. Voi vedete che state crescendo o no? A noi chiaramente i numeri dicono che facciamo fatica a far gol, questo è un dato purtroppo assodato, però è anche vero che abbiamo giocato anche le prime 3 partite contro Favaro Marcon, Porto Mansuè e Portogruaro, che sicuramente saranno protagoniste in questo campionato. Perciò insomma spirito e spogliatoio non serve una sconfitta per fermarvi, insomma, non basta una sconfitta. No, assolutamente, noi sappiamo qual è, io so qual è il valore dei miei ragazzi, per cui niente, si riparte e si va avanti cercando di migliorare, di far tesoro degli errori che abbiamo commesso, perché anche oggi in occasione del primo rigore e anche del secondo gol appena raggiunto il pareggio abbiamo commesso degli errori che a questa squadra non puoi permetterti di lasciare. Bene, grazie mister e auguri. Grazie a lei.